nel mezzo del lavoro, cioè proprio nel mezzo del cammin sembra, ti interrompiamo il vostro servizio. Proloco di San Pietro di Feletto, vi trovo dappertutto, ragazzi. In mezzo al cammin è un bel cammino. Perché vedere il Giro d'Italia un'altra volta sul muro di Ca del Poggio fa lustro al territorio di San Pietro di Feletto, e per noi della Proloco collaborare comunque con la struttura di Ca del Poggio un onore e un piacere. Onore perché comunque vede non solo la Proloco ma tutte le associazioni del territorio presenti sul muro. Diventa una coesione di forza, un'entità del territorio che vogliamo dar ai nostri ospiti che girano oggi sul muro di Ca del Poggio. È un bel segnale, perché in effetti è sempre difficile collaborare, questo tipo di collaborazioni tra varie associazioni, tra associazioni sportive e cose di questo tipo. Qui invece c'è un bel affiatamento e soprattutto c'è voglia di stare insieme a vedere questo giro. Sì, ripeto, è un importante appuntamento che oramai per fortuna da tanti anni coinvolge San Pietro di Feletto. Questa importanza la vedono tutte le associazioni, quindi diventa uno scopo unico e diventa facile lavorare assieme. Presidente, sai, come nei grandi programmi televisivi, quando invitano gli ospiti, non siamo qua per presentare il libro, noi siamo qui per presentare invece la mostra del Prosecco di San Pietro di Feletto. Tirata, però quando? Non serve dire che l'ho pagato, no, non è vero, però con Mirko invece collaboriamo da anni con la mostra dei vini di collina. Sabato prossimo, 30 maggio, l'inaugurazione della mostra alle ore 18 presso l'ex Eremo Camaldolese di Rua di Feletto. Siamo alla 55esima edizione, speriamo che anche quest'anno l'evento ci dia soddisfazione. E vi invito tutti perché avremo Mirko che fa la presentazione dell'inaugurazione. Questa me la sono tirata. E qui capite che avevo pagato. Arrivederci e grazie. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona giornata.